Coriandoli o riso lasciati a terra dopo il matrimonio? Attenzione, chi lo fa rischia fino a 500 euro di multa. L'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto intende porre un limite ai festeggiamenti sul suolo pubblico in occasione delle celebrazioni matrimoniali. Dopo le numerose segnalazioni ricevute per imbrattamento di strade cittadine, affissioni illegali di annunci su lampioni e segnali stradali, Stefano Marcon, che oltre ad essere sindaco e anche presidente della provincia, ha deciso di stroncare i maleducati che dopo aver festeggiato abbandonano rifiuti di ogni genere sui sagrati delle chiese e sulle strade comunali. C'è da dire che una volta si puliva anche, oggi magari non si cura più la pulizia così come la si curava all'epoca e quindi l'attenzione che vogliamo porre è a far sì che non ci sia al termine del festeggiamento fuori dalla chiesa dello sporco per terra. Castelfranco Veneto è rinomata per la bellezza del suo centro storico e nonostante negli ultimi tempi ci siano meno matrimoni è una città molto ambita per le unioni nuziali. Bellezza e decoro che tutti i residenti intendono conservare. Credo che sia una cosa ovvia e giusto che lo facciano perché sono loro che imbrattano la città, per cui trovo una cosa giusta. Sì, sono d'accordo, bisogna poi riassettare come era prima. Ha ragione, la città deve essere pulita, è di tutti i cittadini, è il loro compito renderla vivibile visto che ci vivono anche loro. Perché si può fare anche a meno di sporcare per terra.